situazione piuttosto difficile. È chiaro che dobbiamo essere anche ottimisti per il futuro, però la realtà e i dati, i numeri ci dicono che in questi ultimi 2 anni, almeno per quanto riguarda la provincia di Venezia, che ahimè l'ho seguita in particolar modo, abbiamo numeri veramente drammatici. Voi dovete pensare che solo nel 2010 come provincia di Venezia, nel settore del lavoro, abbiamo fatto circa 354 vertenze collettive, e quindi qua stiamo parlando di aziende che vanno a chiudere o sono in cassa integrazione o mobilità, e chiaramente i giovani sono quella fascia più colpita, quindi possiamo dire che quella fascia anche debole, giovani e anche chiaramente gli over 50. In un simile contesto, che si riscontra in tutto il Veneto, risulta quanto mai importante avere una corretta preparazione al lavoro. Forma Veneto, l'associazione regionale che coordina gli enti che operano nel campo della formazione professionale, cerca di rispondere nel modo più adeguato alla domanda formativa dei destinatari. La formazione professionale ha un rapporto molto forte col mondo dell'impresa. Pensiamo che i tirocini sono elemento costitutivo della metodologia didattica dal 1953, quindi questo ha creato un rapporto molto forte col mondo dell'impresa, sia perché i giovani socializzano nel mondo del lavoro, sia perché i docenti si confrontano e anche trovano l'imprenditore che gli dice: ma guarda che questi ragazzi non sanno fare queste cose, e questa è una cosa molto importante per adeguare anche i curricoli formativi. Stiamo anche innovando, investendo sul percorso sulle persone in termini di sviluppo delle risorse umane dei professionisti, perché la formazione si fa con dei professionisti della formazione, pur essendo flessibili nella nostra organizzazione. E l'altro investimento anche molto forte nei laboratori. Pensiamo che i nostri centri di formazione professionale fanno degli investimenti che non sono inferiori al €1.000.000 in termini di laboratori, che sono anche questi uno degli elementi che caratterizzano la nostra metodologia didattica. 70 sono i centri Forma Veneto, frequentati annualmente da oltre 17.000 giovani. Di questi, il 70%, una volta conseguita la qualifica, trova lavoro entro breve tempo, e nel 77% dei casi si tratta di un'occupazione pienamente congeniale con gli studi fatti. Di questi numeri significativi si è discusso nel convegno cui hanno partecipato responsabili e operatori di formazione, istituzioni e rappresentanti del mondo del lavoro, con l'obiettivo di proporre un modello veneto condiviso di riconoscimento e certificazione delle competenze. Si fa fatica a incrociare il fabbisogno da una parte delle imprese, che invece chiedono per esempio figure tecniche, figure professionali, figure con delle specializzazioni, e dall'altra probabilmente una formazione o delle scelte formative che vanno in una direzione opposta. Allora mettere insieme significa soprattutto costruire un linguaggio comune, non è più sui titoli, non è il solo titolo che garantisce occupabilità, ma sono le competenze che il mondo del lavoro chiede e il mondo della formazione deve dare. Fare un bilancio di queste competenze, costruire un sistema delle competenze è la sfida più grande, è come dire che abbiamo bisogno di un alfabeto comune, ed è quello che stiamo provando a fare, Regione Veneto capofila in Italia.